Va bene uguale. Come? No, Quando mi sentite dire come ai live, a noi. in realtà è per voi. Sì. Chiaramente. Mi sa che mi faccio la doppia H. E Lea, ben ritrovata, ben ritornata a WH, è ovviamente un enorme piacere averti qua. Tra l'altro non capita tanto spesso di vedersi così spesso in realtà, però hai un tour che sta per partire, primi di marzo, il 2 di marzo da Milano dall'Alcatraz, hai già delle date sold out, hai già Roma sold out, che è un bel traguardo, anzi magari dà un po' di serenità in parte, un minimo di almeno. Sì, Esatto. E quindi abbiamo un po' di scusa per parlare dei live. Tra l'altro sei fresca di palco di Gue Pechegno ieri sera. Yeah. Gue ha portato la prima tappa del Fast Life Mixtape, di quel live incredibile. Partiamo da qui. Che tipo di palco è quello di... quel palco di Gue? Ma è veramente un qualcosa di iconico, come ti ho detto Mm. anche prima. Cioè, per me è proprio un qualcosa di leggendario, sia per tutta la tracklist, cioè la scaletta che ha portato, comunque ha fatto dei pezzi vecchi, iconici, come brani usciti nell'ultimo progetto, che già per me il fatto che abbia fatto un progetto con Cooking Soul è veramente una Incredibile. cosa assurda. Cioè, io Sì. comunque sono cresciuta veramente ascoltando, cioè rappando sui suoi beat, e c'erano le compilation che faceva, me le scaricavo tutti e cioè mi ricordo anche tutta l'estetica così. Quindi non so, il fatto che siano incontrati questi due... È veramente una chiusura del cerchio anche tua proprio. Sì, di quasi. brutto, no? Sì. Infatti è stato assurdo. Non avrei mai, giuro, mai pensato di rappare sul palco con accanto Gue, dietro DJ Shock e Cooking È Soul, la incredibile. stessa console. Cioè, Sì. è stato strano. Certo. Molto bello. E invece sei venuta la volta scorsa a parlare dell'album, prima che uscisse, qualche giorno prima che uscisse. Com'è andato? Com'è stato anche il confronto poi col pubblico sull'album? Ma è stato molto bello, cioè nel senso io avevo anche voglia di uscire quando abbiamo parlato, perché comunque ogni volta, cioè tu fai un album e esce dopo un bel po', quindi sei lì. Ah. E poi ho avuto la fortuna di poter fare un tour in Europa, quindi suonarlo non con pubblico italiano, cioè chiaramente ci sono tanti Chiaro. italiani all'estero, però. E poi ho fatto tanti in-store, cioè tanti, ho fatto degli in-store, che comunque è una cosa che non avevo mai fatto, e il fatto di subito dopo l'uscita rapportarsi al pubblico in quel modo lì, dove una persona arriva dopo che la canzone è uscita da un giorno e ti dice ciao, ho pianto su questa traccia, e, cioè comunque una cosa veramente molto deep per me, quindi è stato molto bello, diverso dalle altre sicuramente. Questa cosa qua incide sul rapporto che hai tu come Elea proprio con magari alcune tue canzoni, cioè sapere che alcune in particolare sono arrivate, cambia un po' il tuo legame con questi brani? Ah, allora solitamente quelle sulle quali mi dicono che hanno pianto sono le stesse che anche a me hanno toccato di più, perché comunque queste cose si sentono nella musica, cioè puoi fare architettare tutto quello che vuoi, fare le cose a tavolino, ma poi le cose che arrivano sono quelle più sentite, no? Però sicuramente quello aggiunge un layer in più, perché quando poi io canto un pezzo live, magari so che, non so, anche solo un fan che mi dice ho pianto su quel pezzo, comunque verrò a sentirti a Milano, io ci penso, capito? Dico, Certo. cazzo. E quindi è molto bella come cosa, perché è una condivisione molto profonda, una cosa bella. Sì, anche perché come abbiamo già avuto modo di dire, è un disco che è nato dopo un percorso importante, è un disco per cui c'era anche tutta questa cosa di approcciare l'uscita di un disco. Adesso possiamo parlare anche di com'è stato viversi la coda dell'uscita di un disco, no? La prima parte della coda, però poi il tour è un'altra parte che arriva. Il live è un elemento di cui ci raccontavi, sul quale si cresce e si lavora con l'esperienza, no? E anche col repertorio. Dicevi che finalmente sei un Sì, repertorio, per cui... Finalmente arriva a mezz'ora di live. Ed è viva! A parte che nel rap lo è sempre stato una componente importante, il palco, al netto poi del live, del tour, dei dischi. E tu sei una che ha quella componente lì, viene da dire quasi dell'hip hop, è evidente che sei legata, e se qualcuno ti ha mai visto live questa cosa arriva in maniera diretta. Per quanto riguarda te, partiamo anche un po' come ascoltatrice. Ci sono dei live a cui sei stata che un po' ti sono rimasti o che hai detto cazzo mi piacerebbe performare così?
Tantissimi, tantissimi. Allora, uno che mi ricordo in Italia, che vabbè per me è stato super importante perché è stata proprio una chiusura di un cerchio che poi in realtà si è riaperto e si è chiuso in maniera Mm. ancora più completa. È stato il live di Jamie Tights al Carro Ponte Ok. 2 anni fa, mi sembra uno, non mi ricordo. Comunque ha portato, si chiamava tipo QVC qualcosa. Sì, Vabbè, quello che È la serie di... Sì, sì, chiaro, chiaro. no, lo so, però cioè, aveva proprio dato il nome. al live. al live. Sì, perché aveva iniziato, cioè aveva portato tutti i brani più iconici dei suoi mixtape, Ok. Mm. che era una cosa che io non pensavo mai di vedere. Cioè, è come se tipo vedi il tuo artista preferito che si è ritirato, cioè da quella cosa Sì. lì, perché comunque ha fatto un sacco di progetti, un sacco di album e non era scontato che avesse voglia di fare, capito, quella Mm. cosa lì. E non era neanche scontato che la gente fosse, cioè comunque c'erano un botto di persone e tutti si sono emozionati perché si sentiva. E ha aperto con un brano che è di volume 2, Mm. che io mi sono ascoltata tantissimo, ma sapevo tutti i pezzi a Mm. memoria, cioè è stato veramente... Iconico. Sì, Forse è davvero un modo per chiudere un cerchio e poi aprire una fase diversa. Il suo ultimo disco ha tanto, per me ha tanto dentro di inaspettato, no? sì. Conoscendo Jam artisticamente in tutto il suo percorso. E in questo hai notato già che stanno succedendo un po' di cose, e questo vale per tutti quelli che seguono il rap, che non avremmo immaginato qualche anno fa. È come Sì. se si fosse pronti a chiudere dei cerchi e a passare a qualcosa di nuovo. Con Jam abbiamo già visto forse il passo dopo. Voi rappresentate come generazione di brutto qualcosa di nuovo, e penso che chi occupa determinate posizioni se ne sia accorto. Nel tuo caso, insomma, l'abbiamo già detto, sei nel disco di Neffa, eri nel disco di Sciocca, sei praticamente una Jam, presenza, no, di Jam, chiaramente, di cui parlavamo, certo. per cui sei una presenza che evidentemente... La senti un po' questa cosa del... Non tanto passaggio di testimone, perché non è che loro vanno a cantare, voglio dire, la lirica, però di consegna di una responsabilità artistica o di un riconoscimento. Sì, quello sì, sicuramente, Mm. nel senso che, cioè, per dire, forse il feat più importante per me è stato quello con Gem, perché, cioè, nel senso, appunto, è proprio veramente il cerchio che si chiude, letteralmente. Tra l'altro, mentre dico questa cosa, c'è qualcosa C'è un che successo. cerchiere, è simbolico, esatto. No, perché è veramente una cosa che ho sempre creduto che potesse accadere, perché sennò, capito, non avrei Mm. neanche iniziato a, insomma, fare sta roba, un po' ci devi credere nelle cose. Però poi non pensi veramente che succeda, e il fatto che mi abbia chiamata lui, cioè, capito, su una traccia poi del genere è stato veramente una bella cosa, e più che una responsabilità, perché comunque, cioè, non sento tanto il peso, ecco, è più una cosa positiva, cioè più proprio la spinta di dire facciamo ancora di più, e, cioè, per la cultura proprio. Chiaro. E tornando invece live, volevo chiederti, c'è un palco che ti spaventa un po' di più di altri, magari, se dovessi pensarlo in un futuro anche, o anche nel tour di adesso? Sai cosa mi spaventa? I palchi senza gente sotto. Ok. Quello mi spaventa. Chiaramente. Perché, cioè, dico sempre, a me fa molta più paura, tipo una situa piccola. Ecco, se ora mi diceste, sali qua sopra e performa per noi, direi, no, raga. Peccato, era Ok. l'ultima domanda di oggi, l'hai saltata. Vabbè, No, lo cancella. faccio, Ok. in realtà lo faccio volentieri, però, cioè, tipo, i palchi grandi, grandi, mi piacciono proprio, cioè, tipo, il forum è bellissimo. Ti caserebbe, Eh, diciamo, Sì, tantissimo. no, assolutamente. Ecco, magari una roba come San Siro e ti direi, wait, cioè, Un attimo. Chiaro. vorrei farla bene, Sì. capito? Però, non so, la dimensione live è proprio un momento in cui sono tranquilla e mi piace proprio, cioè è la cosa che mi piace di più fare in assoluto, quindi non mi spaventa la cosa, anzi spero di avere l'opportunità di poter salire su questi palchi. Chiaramente, chiaramente. Poi se devo parlare come ambiente, magari ecco l'ambiente televisivo è un po' più inquietante chiaramente, perché cioè lì non puoi sbagliare, ci sono delle... non è proprio hip hop friendly, No, diciamo, no, quindi... non è Ovviamente. mai stato, chiaramente. Vabbè, però ogni ambiente, diciamo, ha le sue caratteristiche e forse anche un po' la sua nicchia a cui si rivolge, nella quale ci si può muovere. Tornando invece un po' anche al percorso tuo personale dopo il disco,
dicevamo chiaramente probabilmente il rapporto con il lavoro stesso, con il disco si evolve, no? Nel tempo, anche perché lo approcci in maniera diversa. Preparare un live vuol dire confrontarsi di nuovo con le canzoni, immaginandole in una situazione che le permetta di arrivare il più possibile per quello che sono. A livello creativo invece, che momento è per te? È un momento in cui stai raccogliendo, assorbendo, è un momento in cui oppure sei una che tipo scrive sempre, per cui No, non Mh. scrivo tutti i Tutti i giorni. giorni, esatto, la cheat è obbligatoria. No, non scrivo tutti i giorni, però quasi, cioè nel Mh, senso che sempre mi viene in mente qualcosa, poi che può essere anche banalmente una frase, o scrivo per i cazzi miei, tipo com'è andata la giornata, se sì. devo dirlo. Però, in questo momento ho tanta voglia di tornare in studio, infatti sono appena reduce da una Mh, settimana intensiva dove abbiamo fatto delle nuove cose e sono molto contenta sinceramente. Ho proprio voglia di fare nuova musica perché bisogna secondo me sfruttare il momento appena dopo che hai chiuso mh, l'album che cioè prima ti riposi un secondo e certo. poi c'è quel momento in cui non devi ancora pensare a farne un altro o a fare altre cose, quindi Mh, sei più libera, capito, di mh. fare e Chiaro. quindi lo sto sfruttando. E l'ultima volta fuori onda ci hai detto che comunque ti piace il rap francese, no? E in questo periodo cosa stai ascoltando? Stai ascoltando rap francese? Stai ascoltando roba nuova? Che Ma periodo è? allora sì, in realtà ho fatto un live a Bruxelles e ho beccato, una giornalista di un programma che mi piace molto, che Mh-mh. si chiama Grant. Non so se non lo No, conoscete. assolutamente da me recuperarlo, Sì, nel perché lì senso che praticamente i rapper vanno e fanno questi 30 minuti di freestyle, Ok? figata. su basi, vabbè, diverse, ma è veramente una Mh-mh, figata, dopo vi faccio vedere. mh, Comunque mi ha consigliato una ragazza che si chiama Mandy Spy, che cioè non fa boom bap, però è super stilosa. mh. Poi sto ascoltando un sacco Yannis, che secondo me ve ne avevo già parlato l'altra Sì, volta, sì, sì, che è tipo il migliore amico musicale di Ness, che è il sì. ragazzo con cui ho Sì? fatto il featuring nell'album. Ehm, sì, mi vengono in mente loro due, In sinceramente. un momento in cui, tra l'altro, sta arrivando il progetto di Lacrim italiano, Vero. insomma, con dentro una bella fetta di scena nostra, è un po' un inedito, no? Le scene, già l'Italia ha avuto quasi al suo interno delle scene cittadine molto quasi campanilistiche. L'Europa ha avuto delle scene con delle caratteristiche precise, ma abbastanza chiuse, cioè al netto poi dei paesi che parlano la stessa lingua, dove almeno è un po' più facile, però l'Inghilterra è l'Inghilterra, la Francia è la Francia. L'Italia adesso è l'Italia, Spagna. Ecco, un progetto del genere può fare un po' da apripista, da nave rompighiaccio, cioè inizia a esserci intanto un livello paragonabile delle scene, questo secondo me sì, ma soprattutto un interesse comune, un guardarsi con attenzione. Secondo me sì, nel senso che l'ho notato tanto con l'Inghilterra e la Francia, Mm, cioè negli ultimi anni sono usciti dei feat assurdi di proprio che un po' la stessa cosa che mm. dicevo Cooking Soul e Sì. Joker, Mhm. che dicevo what? Mhm, Cioè sai proprio due emisferi diversi che ascoltavo entrambi e poi si sono uniti e ho detto. Poi chiaramente l'Italia appunto è sempre un pochettino più in ritardo mm. rispetto anche perché è molto più piccola. Quindi secondo me questo progetto può essere sicuramente una bella introduzione al rap francese e viceversa Mm. all'Italia per la Francia, perché comunque non è scontato neanche che un personaggio così rilevante Esatto. si prenda la briga di fare Esatto. questa cosa. Spero che questa cosa venga capita un po' in Italia, cioè nel fatto che sia davvero un progetto interessante da guardare con attenzione. Prima parlavi dei palchi europei che hai girato, dove insomma hai portato la tua musica e dicevi del fatto che ok, ci sono gli italiani, però chiaramente vai a Bruxelles, vai in mezzo Europa in realtà, cambia il modo in cui se la vivono, in cui si vivono un live hip hop. Decisamente sì. Mm, Cioè il mio pubblico preferito è il pubblico francese mm, perché è proprio culturalmente più abituato all'hip hop in generale, mm, chiaramente, e di conseguenza anche a muoversi in un modo molto più attivo. mm, Credo che noi siamo un po' più ehm, contenuti da mm. questo punto di vista e quindi anche la Spagna mi è piaciuta, sinceramente. Ok. Sì.
anche lì comunque l'hip hop se lo vivono in un modo Sì. completamente diverso, quindi Tra l'altro figo. forse la Spagna è ancora un po' meno conosciuta da noi rispetto alla Francia, dove Totalmente. comunque ci sono, no, Che non va bene perché, no. rega, vi giuro, cioè sono Mm. troppo forti. Cioè, E poi Certo. hanno dei rapper della Madonna, Sì. cioè, ma veramente grossi a livello internazionale visto dalla Spagna, per cui è una roba che sicuramente dovremmo andare a recuperare. È un periodo, quello della vostra generazione, anche forse quella un po' prima, dove anche da questo punto di vista succedono cose che non era facile immaginare, c'è un'internazionalità più immediata, chiaramente Stati Uniti un po' a parte, che rimangono sempre là. E a proposito, da quelle parti lì arrivano ancora, ovviamente sappiamo il tuo legame con Mac Miller, ma arrivano ancora cose che ti interessano dall'America? Ma sai che nel rap non mi viene in mente qualcuno, Mm. sinceramente, perché preferisco, forse anche perché sono più vicine a me, le Mm. realtà europee, nel senso a livello di modo di porsi, ti direi. Mhm. Forse quello. Però recentemente, anche che è difficile perché la scena americana è gigantesca, cioè comunque... Sì, E, le cioè, scene americane. le scene, esatto. E Sì. quindi tipo scoprire artisti underground o comunque appunto che fanno robe che a me piacciono e forse mi viene più difficile. Invece la Spagna, la Francia, Mm. così ho dei rapporti proprio anche più diretti, capito? Chiaramente. Quindi l'Inghilterra, insomma, è qua a un passo. Esatto. Quindi sì, sto ascoltando e poi tanta musica dal Sud America, però l'America no. Teniamola lì sì, un attimo. Sì, Ci sta. soprattutto ora teniamola. Soprattutto Esatto. ora, sì, anche perché Esattamente. non è che proprio ci abbracci. No, direi di no. Non abbraccia proprio nessuno. E prima di chiudere con l'ultima domanda, che è la classica domanda di doppia H, che è di dirci un brano non hip hop da portare, ti volevo chiedere, Sì. puoi farci un piccolo spoiler su magari se ci sarà qualche ospite presente ai tuoi live? Allora, come ho detto io, cioè per me potrebbero venire tutti. Io spero che ci siano quel giorno perché comunque è un periodo molto intenso, poi c'è Sanremo. Il Sì, 2 marzo è proprio, stavo parlando prima, a saranno ridosso. tutti reduci di Certo. una settimana Sì. infernale, quindi io spero che... Arrivano frollati. Esatto. Distrutti proprio. Ovviamente sì, cioè qualcuno ci sarà per forza. Chiaro. Sì. Spero più di una persona. Io li invito tutti. Vabbè, prima di arrivare al brano non hip hop, Intanto esatto, Esatto, che visto. stai consultando, Mamma mia. te lo chiedo, come stai preparando questo live e se l'approccio è diverso ora che al netto della scaletta un po' più nutrita, quello che porti in giro è un disco vero e proprio, quindi che tipo come lo stai preparando? Beh, come ti ho detto prima, ho molte più Tracce, sì, chiaramente. e di conseguenza ho più libertà, nel Mm. senso che non devo più inserire il momento freestyle per arrivare a... Certo. E quindi ho la possibilità di curare di più anche tutto ciò che è il contorno di questa cosa, quindi non so, le scenografie, che è una cosa che a me piace tantissimo, cioè proprio portare un immaginario completo, capito? E poi sto pensando a delle cose inedite da fare che ovviamente non dirò perché Chiaro, sono inedite. Giustamente. no? Delle sorprese tipo questa. Tipo, Spoiler. poi vedrete. Esatto. Però sì, anche come dire, uscendo un po' io dalla zona di comfort del rappare così, che è bellissimo, però cioè, c'è anche altro Sì. e devo farlo perché ci sta. Anche perché ti Voglio rappresenta, cioè tu hai una delle tue caratteristiche che tra l'altro poi abbracci anche se vuoi nell'approccio al rap e nella scelta dei beat, delle strumentali, è evidente che anche a livello proprio di curiosità, di cultura musicale, no, c'è tanto nel tuo percorso. E a proposito di questo, cosa ti ascolti? Se c'è qualcosa in sto periodo, per prenderla un po' larga, che ti stai ascoltando fuori dal rap? Allora, in realtà non sto ascoltando rap in sto periodo zero e sto ascoltando un sacco di robe molto più cantate, pop. Beh, adesso non dirò questa, però è appena uscito il Colors di Sì. Thames. Madonna, sì. Bellissimo. Per me lei è veramente wow. Che sto ascoltando, allora c'è questo tipo che si chiama Odile, che è inglese mi sembra, che ha fatto questa canzone che si chiama Molotov, che mi piace molto. E poi un'altra, giusto per... non so se conoscete M. Triplin.
Sì, E mente. sì. Ho fatto una traccia che si chiama If I Wanted To. Che bomba, sì. La conosci? Sì. Sting. E quindi chiuderemo con questa per forza. Per forza, Vai, obbligati. vai. I wanted to. Grazie mille, Grazie a Elea, voi, sempre un di essere passata a queste parti. Prossima volta ci vedremo, saremo sotto il palco. Sicuro, Dai, per Ci forza. vedrai i pallini, Per forza. E ti faremo anche da lì delle domande imbarazzanti. Ma non le sentirai, quindi va bene uguale. Come? No, Quando mi sentite dire come ai live, a noi. in realtà è per voi. Sì. Chiaramente. Grazie, Elea. Grazie mille. Grazie a Bocca al voi. lupo per tutti. Grazie. Ciao. H, mi sa che mi faccio la doppia H.